somiglianze tra Renzi e quello che c'era prima di Renzi, non Monti, quindi Letta. No, non Letta. Quell'ultimo, No, quello bene. che si era votato. L'ultimo che si votò, mi pare che fosse De Gasperi, sì. No, De Gasperi. Quello con la B, quello che nessuno nomina. Quello là, dai, quello con la quello B, simpatico. Berlusconi. Berlusconi, sì, lui. Allora, visto che noi qui in questa trasmissione fondata sull'ignoranza e sul sospetto legittimo nei confronti dei poteri costituiti, abbiamo questo dubbio, che Renzi sia in realtà Berlusconi. Più giovane. È proprio lui. Infatti vedi che non compaiono mai insieme, tipo Zorro e Diego Della Vega. Vabbè, questa è una teoria un po' complottista. No, che complottista. Adesso vedrai che verrà subito confermata. Abbiamo un espertone di comunicazione politica, di psicopolitica direi, cioè utilizzare le categorie della psicologia per capire la narrazione politica, ed è il dottor Alessandro Amadori, che dovrebbe già essere in onda con noi. Alessandro, ci sei? Sì, ci sono. Allora, noi abbiamo grazie per l'appellativo di espertone, simpatico. Allora, noi abbiamo una teoria un po' complottista, che secondo noi Renzi e Berlusconi sono la stessa persona. Tu cosa ne pensi? Ma è una teoria che ha dei fondamenti empirici, come si dice in metodologia della ricerca. È una teoria plausibile, nel senso che i due format comunicativi, i due modi di comunicare, i due stili, i due approcci e in parte anche i due disegni o almeno le strategie politiche sottostanti sono molto simili. C'è una somiglianza abbastanza forte tra il personaggio mediatico e politico di Silvio Berlusconi e il personaggio mediatico e politico di Matteo Renzi. Più che essere la stessa cosa, sono l'uno il padre e l'altro il figlio, l'uno il maestro e l'altro l'allievo, l'uno il prototipo e l'altro il derivato. Ecco, quindi diciamo che alla fine comunque si ricorre all'uomo forte al comando nella politica italiana, cioè sembrava che magari caduto Berlusconi con il governo tecnico di Monti fosse superata la fase del leaderismo. In realtà questa è ancora tutt'oggi più che mai in evoluzione. Un personaggio televisivo. Sì, è un'osservazione correttissima, assolutamente corretta. La fase del leaderismo è tuttora dominante nel nostro paese e infatti diciamo i partiti che manifestano una qualche forma di vitalità sono proprio i partiti che hanno una leadership. Nel caso del PD e di Renzi abbiamo il ritorno alla classica leadership carismatica, anche con qualche elemento di autoritarismo, mentre nel caso della Lega, che è un altro partito che sta vivendo una fase positiva, si è trovato un modello di leadership più condivisa, più corale, con una figura di riferimento importante, riconosciuta come tale da tutti, quella di Matteo Salvini, ma anche una molto maggiore capacità di instaurare dialogo, di coinvolgere, di avere una gestione collettiva. Comunque in entrambi i casi abbiamo una leadership chiara. Dove non c'è leadership i partiti soffrono tremendamente. Ecco, questo è un qualcosa che deve far tirare le somme ai partiti o sull'elettorato italiano, che alla fine, diciamo, è sempre polarizzato su una sola persona. Già il fantasma che si evoca ogni volta che c'è un leader in Italia è sempre quello di Mussolini, che poi si è rivisto in forme democratiche con un altro leader, poteva essere Craxi, poi Berlusconi, poi Renzi. Siamo sempre lì a cercare quello che ci risolverà tutti i problemi perché lui è l'uomo l'unto dal Signore. L'uomo della provvidenza. Sì, io vi trovo molto acuti in queste osservazioni, che condivido pienamente, e credo che sia una questione storica profonda, appartiene al DNA del nostro immaginario politico. Non dimentichiamoci che l'Italia ha conosciuto un'unica forma statuaria prima dell'unità, e cioè la forma imperiale. Roma è stata una grande realtà di Stato, statuale, prima basata sulla monarchia, poi con una breve parentesi repubblicana e infine con una lunga stagione imperiale. Abbiamo avuto 1300 anni, quasi 1200 anni di protagonismo monarchico imperiale, e non a caso poi nel nostro paese è nata un'altra grande realtà statuale su base monarchica, cioè la Chiesa, per cui probabilmente nell'immaginario italiano questo archetipo, come diciamo noi, di tipo imperiale è profondamente radicato. Noi abbiamo bisogno o di un papa o di un imperatore
che risolvano i problemi. Ma secondo lei nel futuro sarà ancora possibile, ci sarà ancora spazio per i politici, quelli più grigi, gli uomini grigi, quelli con la grisaia, seri, insomma i piccoli Letta, oppure si andrà sempre di più verso un politico televisivo, un politico autoritario, un politico carismatico, come sembra che il trend sembra andare? Questa è una domanda interessante. Allora, la tendenza mondiale, i futurologi immaginano un modello Singapore come modello di evoluzione per il mondo, diciamo, non solo per l'Italia, quindi in realtà si sta tornando a forme abbastanza spinte di leaderismo, non solo in Italia, perché in Italia abbiamo la tradizione che avete elencato voi, però per esempio anche la Russia ha una gestione molto leaderista, non parliamo dell'Islam che non ha mai superato la fase, diciamo, del leaderismo quasi di tipo tribale, quindi è il mondo che va verso nuove forme di leaderismo, però bisogna anche distinguere fra livello centrale e livello locale, perché a livello centrale c'è sempre più bisogno di un catalizzatore collettivo, di un catalizzatore simbolico, di un comandante in capo, mentre a livello locale, sul territorio, nelle piccole comunità, su una scala meno metropolitana, la leadership è valutata molto più sulle competenze operative che sulla capacità di fascinazione. Per cui sono due livelli diversi. Sul territorio forse torneranno quelli che avete scherzosamente chiamato le grisaglie, no? Cioè le persone in realtà che poco appariscenti ma che sanno fare senza necessariamente esibirlo. A livello centrale invece attraverseremo una stagione non solo italiana, ripeto, il crescente ritorno al carisma, alla leadership carismatica. Quindi il Guitto, se ci permette il termine, ha più possibilità di fare carriera a Roma che in un'amministrazione comunale o regionale? Sì, assolutamente sì. Io credo che sia una frase che riassume bene questo punto. Ecco, quindi questa è la fase che ci troviamo davanti, vedremo di affrontarla al meglio. Quali sono gli strumenti per il cittadino elettore per capire quando un leader, diciamo, fa della comunicazione accattivante ma dietro c'è un progetto, oppure quando c'è solo la comunicazione accattivante? Quali sono secondo te gli strumenti per capire queste differenze? Ma gli strumenti sono quelli della verifica di realtà, del guardare fuori dalla porta di casa e vedere se le buche nelle strade vengono coperte, vengono riparate, se i prati vengono tagliati, se la manutenzione degli edifici viene fatta, se si costruisce qualcosa di utile. Quindi dobbiamo recuperare il principio di realtà, e per questo che il territorio produce leadership forse in qualche modo più sagge, perché sul territorio, sulla piccola scala di territorio, è più facile questo controllo di realtà. Cioè un candidato sindaco, poi divenuto sindaco, viene effettivamente valutato sulle piste ciclabili che fa, sulla manutenzione delle strade, sulla sicurezza, sui servizi anagrafici, su quelli scolastici. Quindi bisogna ridare forza al principio di realtà, che è poi quello che avviene nel consumo. Cioè anche le marche fanno comunicazione, cercano di, virgolette, incantare i consumatori, però se poi il prodotto non c'è, se poi non c'è la verifica di gusto, di aroma, di qualità organolettica, di prezzo, eccetera, eccetera, anche la migliore campagna di comunicazione alla fine produce risultati negativi. Quindi tornare alla forza della realtà. È per questo che il territorio è maestro sostanzialmente e manifesta una maggiore saggezza pratica. Una piccolissima obiezione, Renzi ad esempio ha fatto il sindaco di Firenze, che però è comunque una città molto molto grande, al vaglio delle sue capacità, chissà come hanno risposto i fiorentini, quindi c'è da chiedersi, questa regola vale sempre o c'è qualche eccezione magari per città particolarmente grandi o realtà particolarmente colpose? Allora, diciamo che Renzi ha saputo molto intelligentemente sfruttare il ruolo di sindaco come trampolino, per cui il percorso, diciamo, il reale pedigree, diciamo così, amministrativo di Renzi è più limitato di quello che può sembrare. Cioè Renzi ha saputo molto abilmente usare il territorio come ascensore di mobilità sociale ed era abbastanza evidente sin dall'inizio che non aveva come punto di riferimento di rimanere sul territorio. Quindi il caso Renzi è diverso. Intanto si è mosso in un contesto politico troppo fermo da troppi anni, quindi c'era una voglia di rinnovamento anche solo appunto nelle facce e nei linguaggi che andava oltre la verifica di realtà. Poi si è mosso in un territorio privilegiato, perché comunque la Toscana, fra le varie regioni italiane,
manifesta problematiche sociali, ambientali, di distribuzione della ricchezza decisamente meno gravi, cioè è molto più difficile amministrare anche semplicemente una città come Brescia, che è una città come Firenze, che ha un'economia turistica molto florida, un patrimonio immenso, una civicness, cioè un livello di senso civico piuttosto alto. Quindi Renzi ha saputo usare il territorio come ascensore sociale, come vettore di mobilità sociale, ed è stato molto bravo in questo. Però ecco, io non lo definirei un uomo con un pedigree amministrativo, è un uomo con un perfetto pedigree di comunicazione politica. Capisco, insomma, quindi non smentiamo che forse sono la stessa persona. Esatto. Non lo smentiamo, non è detto. Però capisci, Berlusconi aveva comunque un curriculum notevole, chiaramente non nel campo del pubblico, ma nel campo dell'industria privata. Amadori, ci sei? Sì. Sì. E quindi lì c'è una differenza sostanziale, uno viene, diciamo, comunque dall'amministrazione, dalla politica, l'altro veniva dall'industria. Questa forse è l'unica vera distinzione che si può fare tra i due personaggi comunicativi, quindi tra i due characters, come si dice in scienza della comunicazione. Allora, Berlusconi è stato credibile perché aveva fatto, cioè la verifica diretta con Berlusconi riguardava il passato più che il presente e il futuro. È stato questo il meccanismo specifico. Berlusconi ha convinto gli italiani non solo perché è stato un bravo comunicatore, ma perché è stato anche un grande realizzatore. In precedenza, prima, nelle attività di impresa, ma comunque è stato un grande realizzatore. Mentre il caso di Renzi è diverso, perché effettivamente lui viene da una carriera totalmente politica, non può portare sul tavolo alcuna grande realizzazione, nemmeno in campo amministrativo, e deve il suo successo, per certi versi più ancora di Berlusconi, proprio alla spregiudicatezza, all'abilità e all'intelligenza comunicativa, oltre che ad alcuni colpi di fortuna, cioè ci sono state delle condizioni al contorno, come si dice in fisica, che hanno reso possibile questa ascesa. Per cui Renzi in un certo senso è oltre Berlusconi, è più berlusconiano dello stesso Berlusconi, perché quella di Renzi è una scommessa totale, mentre quella diciamo su Berlusconi è stata una scommessa parziale, condizionata positivamente dai risultati precedenti. Ecco, uno dei tuoi libri ipotizza che la leadership di Berlusconi però in realtà sia una leadership femminile. Abbiamo pochissimi minuti, però ci ha incuriosito questo concetto. In un minuto ci spieghi questa differenza tra una leadership femminile e una maschile? La differenza è molto chiara. Berlusconi non ha mai fregato nessuno, in pratica. Cioè lui, che doveva essere il tiranno, diciamo così, portatore di una visione fallica della politica, in realtà è stato forse il leader più democristiano di tutta la vita politica italiana dopo la Prima Repubblica, quindi è stato profondamente democristiano, e la regola base dell'ideologia e della prassi politica democristiana era che nessuno uccideva nessuno, tutti potevano avere, dovevano avere il loro spazio, e ognuno, diciamo, si ritagliava il suo spazio nel rispetto di quelli altrui. Berlusconi ha fallito per molti aspetti per eccesso di spirito democristiano, cioè non ha esercitato quella funzione imperiale che invece ci si aspettava da lui. E questo è femminile, cioè il concetto di caring, di prendersi cura, di non danneggiare, è un concetto più femminile, è un coinema, cioè un codice affettivo di tipo femminile. Quindi, pur apparendo molto maschile, molto fallico, quasi predatorio, in realtà Berlusconi si è comportato in modo molto materno, molto femminile. All'opposto Renzi, che parla di scautismo, di chiesa, cioè valori più yin, si direbbe in cinese, che yang, quindi più femminili che maschili, e invece Renzi ha utilizzato le categorie dei coinemi maschili, ha avuto un approccio fallico, diciamo così. Lui gli avversari li ha proprio buttati giù, cioè ha fatto fuori una serie di virgolette politicamente una serie di persone. Quindi Renzi è un leader maschile che utilizza i coinemi del duello, è un cowboy sostanzialmente, cerca il duello continuo e quando c'è da sparare spara, cioè quando c'è da buttare giù qualcuno lo butta giù veramente, senza mezzi termini. Berlusconi al contrario non ha mai buttato giù nessuno, ha creato un'immensa corte di miracoli, diciamo così, che gli ruotava intorno e che alla fine lo ha letteralmente soffocato. Ecco, quindi sono due codici, sono molto simili nella capacità comunicativa, ma come coinemi profondi, cioè codici emotivi profondi, sono l'uno il complemento o l'opposto dell'altro. Una previsione per chiudere: quanto Renzi è entrato, diciamo, nell'inconscio collettivo degli italiani, e soprattutto la domanda che partigianamente qua ci interessa, secondo lei quanto ci rimane?
non credo sia veramente entrato nell'inconscio. Mentre Berlusconi era entrato nell'inconscio, Renzi non è entrato nell'inconscio. Renzi ha un investimento affettivo più freddo rispetto a Berlusconi, proprio perché ha questi tratti da giocatore d'azzardo, da bounty killer, da pistolero velocissimo e, come dire, anche spietato per alcuni aspetti. Quindi non credo che abbia attecchito nell'inconscio collettivo, non ha generato un innamoramento collettivo. È la migliore opzione al momento presente in vista, diciamo, in assenza di altre alternative. La scommessa di Renzi è una scommessa pericolosa, nel senso che, non avendo ereditazioni passate e giocando tutto sul futuro, nel momento in cui arriveranno i nodi al pettine o si arriverà alla prova dei fatti, rischia un rapido ridimensionamento. Quindi non so dire quanto durerà, però il rischio che vada incontro a un ridimensionamento rapido è piuttosto elevato. Vabbè, allora noi teniamo questa speranza nel cuore dal nostro partigianissimo punto di osservazione del mondo e ringraziamo Alessandro Amadori per questa bella chiacchierata. Un grande contributo. Grazie mille, grazie mille. E c'è una cosa che non abbiamo toccato e la tocchiamo in chiusura, insomma, i due saranno simili in tante cose, diversi in altre, ma sicuramente l'inglese non lo sanno, You describe a man. E aggiungo una cosa ancora. Antonio Meucci. Meucci is a very good Italian. I consider that the flag of the United States, but is also not only a flag of a country, an history, a terrible history. but is an universal message of freedom and democracy. I'm sorry with the American people present here. Thank you, sir. His English is very good. Comunque il nos only di Berlusconi è esatto, è indimenticabile, quindi noi nos only. Beh, ma anche lo shish di Renzi. Ma è più bello il nos only, ti entra nel cuore, ha ragione Amadori, e quindi nos only abbiamo parlato di questo, ma dopo il GR e la pubblicità parleremo di altro. Rimanete su Rebelot. A dopo. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Eco Trasloco.